Voglio parlare delle anime gemelle, secondo le quali ognuno di noi avrebbe diciamo, un'anima gemella, cioè una persona che, diciamo, ci compensa l'altra metà che noi non abbiamo. Se noi abbiamo un difetto, l'anima gemella riparerà quel nostro difetto e viceversa. Diciamo che ciao avvocatella. Diciamo che un'anima gemella è qualcuno con cui diciamo ti connetti in un modo profondo, quindi è una connessione molto profonda, qualsiasi connessione che tu abbia avuto con qualsiasi altra persona, quindi l'anima gemella ti può trattare con gentilezza e generosità e tira fuori il meglio di te. Un'anima gemella è più di una persona che condivide tante cose con te, quindi i tuoi difetti te li tira fuori e li migliora, quindi diciamo che può esistere tranquillamente per ognuno di noi, però difficilmente diciamo si incontrano, questo è il problema. Quindi purtroppo con le teste a volte uno si innamora, si mette con qualcuno solo per così, per modo di fare, perché semmai è bello, perché è così, c'è i soldi, e quindi in effetti perdiamo questa occasione di trovare quest'anima gemella in effetti. Quindi purtroppo ci sono tante diciamo testimonianze che vanno a favore di questa cosa. Ad esempio marito e moglie faccio un esempio: un signore di 94 anni è morto alle 2:20 del mattino e la moglie è morta 2 ore dopo. Quindi questo, sono stati insieme per quasi 71 anni e ora insieme se ne sono andati, e di casi così ce ne sono stati un sacco. Quindi vedi come era forte diciamo questa cosa, che anche diciamo nella morte sono andati insieme, quindi proprio un'anima diciamo che ha seguito quell'altra anima. Quindi diciamo che ce ne stanno un sacco di questi casi, quindi questi casi secondo molti sarebbero diciamo le così fortunate, anime gemelle fortunate, perché diciamo è difficile da trovare, non è una cosa facile, cioè nessuno la trova quasi mai, però può capitare che qualcuno la trova. Quindi diciamo che a volte può anche capitare che sia di passaggio, in senso che passa solo per darti semmai una cosa che ti mancava, quindi è solo di passaggio perché doveva fare un compito, diciamo, quindi è capace pure che non la vedrete più, quindi è solo di passaggio e serviva per imparare qualche cosa, diciamo. Quindi può essere tante cose, ragazzi, quindi ognuno di noi poi è come la vede. In effetti queste persone sì, sì, ma secondo me, guarda, io l'ho sempre pensato in effetti che esistono, diciamo, l'anima gemella, nel senso che quello che manca a me ce l'ha lei e quello che manca a lei ce l'ho io, quindi questo sarebbe il senso, diciamo, dell'anima gemella. In effetti i miei pregi lei non ce li ha e lei non ha i miei pregi e viceversa, e quindi tutte e due insieme riuniamo un'anima normale, diciamo. Questa è la cosa dell'anima gemella, cioè due anime riescono ad essere un'anima buona. Questa è la cosa delle anime gemelle, perciò si dice anima gemella, non perché sono uguali, no, perché sono opposti proprio. Quindi se a lui non piacerà una cosa, a lei piacerà. Quindi bravo, uno si completa in effetti, perché l'anima gemella non è perché è gemella e uguale, no, è proprio l'incontrario, è opposto, quindi insieme completano diciamo un'armonia. Questa è la cosa dell'anima gemella. E ma ultimamente proprio avevo letto un signore che era morto, aveva 70 anni e era morto di mattina, la moglie dopo 3 ore era morta pure lei. Quindi l'ho letto su Facebook, pensate un po', un marito neanche il tempo di preparare diciamo il funerale
per il marito che i figli hanno dovuto fare anche il funerale per la madre. Quindi se ne sono sentite tante di queste cose che... E quindi pensiamo che queste cose sono fatte perché sono anime che non possono vivere senza quell'altro pezzo, perché anche l'incontrario è successo. Sì, sì, l'ho letto su Facebook, guardate, ma un paio di giorni fa, sì, sì. Poi stasera camminando per notizie curiose ho trovato il fatto dell'anima gemella e ho trovato pure che può essere che quando muore uno muore anche l'altro subito dopo, perché non accetta che l'anima gemella sia andata via e quindi la segue, sì. Diciamo, quindi ho letto su Facebook così per caso, stava il ragazzo che aveva postato questo post, ciao papà, e dopo 2 ore ciao mamma. Quindi avevo letto questa storia, dice, presa forse il signore aveva avuto un infarto, la madre ha avuto un malore. No, no, stasera niente pizza, no. Un po' di carne insalata e abbiamo fatto subito stasera. E quindi diciamo subito dopo poco la mamma ha avuto un malore e pure la mamma è andata via. E allora poi ho riflettuto sul fatto che avevo dato una notizia alle anime gemelle e perciò ho voluto fare questo video in effetti. Quindi in effetti le anime gemelle ragazzi non sono uguali gemelle, no, sono gli opposti che si attraggono, diciamo, quindi quello che non ha lui ce l'ha lei e quello che non ha lei ce l'ha lui, quindi un'anima sola, due anime completano tutto, questo è, diciamo, si completano a vicenda, questa è la cosa dell'anima gemella, non perché sono uguali, no, quelli sono proprio l'incontrario uno dell'altro, però mettendole insieme si completano a vicenda. Quindi ragazzi, ma non so se sia vero o no, però ci può stare, io ci credo a questa cosa perché a volte capita che vedi coppie che quello che fa lui piace a lei, quello che fa lei le cose ci sono, non è per tutti purtroppo, non tutti hanno questa fortuna purtroppo, poche persone hanno questa cosa, quindi non è per tutti ragazzi, quindi purtroppo anche perché a volte il destino diciamo ce lo creiamo noi, quindi quindi diciamo che a volte il destino purtroppo lo creiamo anche noi. A volte io dico se non avessi fatto questo, forse oggi non sarei, se avessi fatto questo. Quindi diciamo che ognuno di noi ragazzi sbaglia al finale, quindi non troviamo scuse o altro perché è così. Tanti di noi se avrebbero fatto diversamente forse sarebbero diversi oggi. Sì, sì, e poi specialmente a me mi è successo quasi di tutto, quindi ridere è quasi più che normale, diciamo. Quindi l'anima gemella in effetti, ragazzi, è una parte di voi che non avete. Però devo dire la verità, io secondo me, beh, forse qualche cosa, qualche difetto sicuramente ce l'ho pure io, quindi però, non tanti, però ci vuole un'anima più piccolina. A me, diciamo, più gemella piccolina, perché tanti difetti in effetti non ne ho. Però, se è così è così. Vabbè ragazzi, vi lascio con questa storia che ho voluto fare perché avevo visto il post di questi signori che erano... Sì, sì, vabbè, quella è una fissazione. Ti posso garantire che già avrai chiamato 50-60 volte fino a mo'. Sì, sì, Alessa, volevo fare un video su qualche cosa. Ho trovato una coppia che era morta uno vicino all'altro a distanza di poche ore. Poi ho trovato un articolo sulle coppie, diciamo, le anime gemelle e che diceva che a volte perciò muoiono insieme e diciamo e fanno queste cose così, diciamo. Quindi si crede che possono essere, diciamo, anime gemelle, mo questo non lo so, quindi ti dico una bugia. Però ho fatto questo video proprio in chiusura proprio per chiudere la serata, quindi una cosa sfiziosa, curiosa, non si sa se è vero. Sì, sì. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona notte e ci sentiamo domani perché questo credo che è l'ultimo che faccio.
a meno che sì, sì, Alessa prima o poi è da arrivare, quindi a meno che non succeda qualche, arrivano gli alieni. Se arrivano gli alieni, ragazzi, faccio il video, se no ci vediamo domani. Quindi ci mancano 11, un'altra ora. Se non arrivano, ragazzi, non lo faccio il video. Se arrivano lo faccio la diretta direttamente con l'alieno, come hanno detto che oggi arrivavano il contatto alieno. Fino a mo' non è arrivato nessuno, quindi quando arrivano stiamo qua. Tanto mo ci faccio un caffè. Sì, sì, 24 mesi, no, è ancora presto. C'ho 36 mesi mo. Vabbè ragazzi, vi saluto, facciamoci una risata che è meglio. E ci sentiamo domani ragazzi. A meno che arriva l'alieno e faccio la diretta ragazzi. Ciao a tutti. Sì, sì, tu, meno male che non so 4.